Buongiorno, ben ritrovati, buon primo maggio, festa dei lavoratori, e in molte città le sigle sindacali hanno deciso di organizzare la manifestazione davanti agli ospedali proprio per ringraziare gli operatori sanitari per tutto quello che hanno fatto durante quest'anno di pandemia e di emergenza sanitaria. Noi siamo andati con la nostra Francesca Bozza davanti all'ospedale di Treviso. Vediamo com'è andata. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, naturalmente buon primo maggio anche da parte mia. Lo hai detto tu, a Treviso si è scelto il Cafoncello, a Belluno ad esempio si è scelta un RSA. I sindacati in modo unitario hanno deciso di celebrare così questa festa del primo maggio per rendere omaggio, per dire grazie della parola che a Treviso tutti i segretari delle 3 sigle sindacali hanno usato, il grazie agli operatori della sanità che da 1 anno e mezzo stanno combattendo nei reparti Covid contro questo virus che continua a fare vittime, che continua a colpire. Fortunatamente la situazione negli ospedali sta migliorando. Ma resta il lavoro e naturalmente quella che è stata chiesta è la responsabilità in questa ripartenza ai cittadini di non abbassare la guardia per aiutare appunto gli operatori della sanità. Ma in questa festa del primo maggio si è parlato anche di sicurezza sul lavoro, è stato inevitabile non ricordare il 23enne morto giovedì in un cantiere, un incidente sul lavoro. È stato detto non si può più nel 2021 morire sul luogo di lavoro, e quindi il tema della sicurezza ha avuto un grande spazio nei discorsi, negli interventi, e poi naturalmente anche quello della dignità, di ridare dignità al lavoro anche femminile, le donne che in questa pandemia hanno portato sulle spalle un peso grande, non solo quello del lavoro normale ma anche il peso della famiglia, la gestione familiare non certo semplice. Insomma, tanti temi che sono stati toccati. Il direttore generale dell'USO 2 Benazzi ha chiesto che venissero rispettati dei secondi di silenzio per ricordare appunto la giovane vittima 23enne, ma anche per ricordare tutti i colleghi sanitari, operatori, OSS che hanno perso la vita nella lotta al coronavirus. Il sindaco Conte ha parlato poi di un patto sociale, di un nuovo patto sociale per il lavoro, lasciando fuori la politica e mettendo al centro la persona. Questi tanti temi, solo alcuni dei tanti temi toccati in questa giornata del primo maggio, che ha visto come scenario proprio il piazzale antistante, il Cafoncello di Treviso, dove si continua, lo ricordiamo, a lottare contro il coronavirus. Daniela, se non ci sono domande ti restituirei la linea. Grazie davvero Francesca, grazie, buon lavoro. Noi adesso, insomma, giornata del lavoro, ci colleghiamo immediatamente con Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL del Veneto, che lo vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno e buon primo maggio a tutte e a tutti. Buongiorno, grazie. Senta, dunque, situazione sicuramente difficile sul fronte del lavoro. Parliamo, insomma, l'abbiamo detto, di numerose migliaia di posti che si sono persi. Parliamo di quanto? Circa 300.000 nel Veneto di disoccupati, una situazione davvero difficile. Beh, noi veniamo da un anno terribile e abbiamo sotto gli occhi l'eredità di un crollo della nostra economia regionale che non ha precedenti nella storia degli ultimi decenni. Un crollo di PIL del 9%, un crollo dei consumi, degli investimenti del 10%, le assunzioni che sono crollate del 22% in Veneto nel corso del 2020 e soprattutto una perdita di posti di lavoro in termini assoluti. Questa è l'eredità vera di questa pandemia qui in Veneto, di qualcosa come 80-82.000 persone. In termini generali oggi lo scenario è questo, lo diceva lei prima. Noi abbiamo sostanzialmente, ufficialmente solo per modo di dire, 130.000 disoccupati che hanno sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità presso i centri per l'impiego, ma accanto a questi ci sono 170.000 veneti che si trovano sostanzialmente in una condizione di inattività o di scoraggiamento, cioè sono disoccupati che non cercano più attivamente il lavoro. Fatto la cifra complessiva, è chiaro che 300.000 è la dimensione della sofferenza occupazionale della nostra regione, e penso che questa sia una cifra che ci fa dire che il primo maggio, noi lo abbiamo sempre fatto, non è mai stata solo
una giornata di festa, è sempre stata una giornata di testimonianza, una giornata di impegno, una giornata di lotta civile per rimettere al centro il lavoro, e mai come in questo 1° maggio del 2021 dobbiamo ripartire dal lavoro e soprattutto dalle tante persone, dalle tante donne, dai tanti giovani che in questo momento sul lavoro vivono una condizione di grande sofferenza. Ecco, come non so se ha sentito la nostra collega che era lì a Treviso nella manifestazione, diceva appunto anche un ricordo per le vittime, ce ne sono ancora molte vittime sui luoghi di lavoro, proprio una qualche giorno fa giovanissima di insomma una ventina d'anni. Sì, è l'ultima tragedia ancora più drammatica per l'età giovane, un ragazzo di 23 anni all'inizio della sua vita che parte alla mattina da casa per fare il suo lavoro e non torna più. E questo è una tragedia, non sono mai casuali le morti sul lavoro, e questa tragedia, anche per le caratteristiche della vittima, ci ricordano un problema annoso del Veneto. Lo avevamo già prima ovviamente della pandemia. Noi siamo sempre stati una regione purtroppo ai vertici della triste classifica nazionale per morti sul lavoro. Abbiamo conteso addirittura negli ultimi anni il primato alla Lombardia, che è una regione che è il doppio di noi quanto ad abitanti e quanto a consistenza delle attività produttive. E quindi questo ci dice ancora oggi, 1° maggio del 2021, che la salute e la sicurezza del lavoro è un bene intangibile e che dobbiamo fare ancora molto. E penso che anche questo sia un fronte in cui dedicare scelte politiche e anche risorse. Ecco, questa appunto è una giornata anche di riflessione proprio sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sì, lo è in termini, come dicevo, purtroppo e tristemente tradizionali, e lo è anche in termini legati alla pandemia, alla fase che stiamo vivendo. Noi su questo fronte ci siamo attivati fin dal febbraio del 2020, insomma abbiamo fatto molto, abbiamo sottoscritto dei protocolli per garantire l'applicazione rigorosa di misure di prevenzione, di tutela della salute, di anticontagio nei posti di lavoro. E devo dire che questo lavoro fatto capillarmente in tutti i territori, in tutte le aziende, ha dato un contributo importante per contenere il virus nella nostra regione e anche per garantire una continuità di attività produttive che, al netto dei provvedimenti di chiusura che sono stati ovviamente assunti nel corso dei mesi, ha comunque dimostrato una sua resilienza. E un merito particolare io penso che sia stato proprio quello di cercare di garantire il più possibile la salute delle persone anche in termini di contagio anti-Covid. E adesso vogliamo dare un ulteriore contributo quando ci saranno le condizioni e le disponibilità di vaccini, avremo messo in sicurezza le categorie più anziane e più fragili per attivare anche una campagna capillare di vaccinazione nei posti di lavoro. Purtroppo ancora oggi l'agenda anche economica, produttiva e occupazionale continua a dettarla il virus, e quindi noi dobbiamo rigorosamente contenere il contagio e, secondo, far avanzare questa campagna di vaccinazione nella maniera più veloce e più massiva possibile. Senta, si parla sempre di più del blocco dei licenziamenti, ma di quello che accadrà dopo questo provvedimento. Che cosa accadrà per i lavoratori? E insomma si teme davvero che ci sia una catastrofe dal punto di vista occupazionale. Beh, i numeri di prima, che erano già di per sé paurosi, sono, per così dire, al netto di provvedimenti straordinari di tutela del lavoro che hanno impedito che la caduta occupazionale fosse molto più drammatica di quella che purtroppo abbiamo visto. E quindi noi guardiamo con grande preoccupazione alle scadenze del divieto di licenziamento, della cassa Covid per alcuni settori importanti come l'industria e l'edilizia. Le norme vigenti, l'ultimo decreto ristori l'ha fissata a fine giugno. Noi pensiamo che non sia possibile inaugurare l'estate con un'ondata di licenziamenti. Abbiamo bisogno di prorogare quella moratoria fino a fine ottobre, come per gli altri settori, e prendere questo tempo per mettere in campo quelle scelte. Parlo ad esempio della riforma degli ammortizzatori sociali in senso più universale ed inclusivo, che sono necessarie per affrontare, e prima o poi il momento arriverà, perché sappiamo benissimo anche noi che il divieto di licenziamento non può durare all'infinito, ma per affrontarlo con maggiori strumenti per ridurne l'impatto. E soprattutto non è possibile
togliere quel tappo, scusatemi l'espressione, quando è ancora in corso un'emergenza sanitaria acuta. Noi dobbiamo preservare capacità produttiva e livelli occupazionali fino a quando non avremo girato pagina, vaccinato tantissime persone e creato le condizioni perché anche l'economia possa davvero ripartire in maniera solida e di prospettiva. Senta, parliamo anche solo un attimo del reddito di cittadinanza. Volevo poi commentare con lei un'operazione che è stata portata a termine dai Carabinieri in collaborazione di Treviso, in collaborazione con l'INPS, sempre di Treviso, dove sono stati scovati diversi furbetti per somme pari a 120.000 euro. E sentiamo dunque le parole del colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri, comandante provinciale dei Carabinieri, e il dottor Marco De Sabata, che è il direttore dell'INPS di Treviso. Dunque sentiamo un attimo le parole e poi le commentiamo insieme. I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, in collaborazione con la direzione INPS provinciale, hanno revocato 19 redditi di cittadinanza in alcuni comuni della Marca trevigiana. In particolare, le indagini hanno verificato che in alcuni nuclei familiari vi erano dei soggetti che non avevano i requisiti per poter accedere al beneficio, e cioè la sottoposizione a misure restrittive personali o condanne definitive. Questa virtuosa e sinergica collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e INPS sta a testimoniare il valore del principio di legalità sul territorio. Le istituzioni infatti sono vicine ai cittadini onesti, ossia a coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge per usufruire e beneficiare di prestazioni a sostegno del reddito. Dunque, uno dei problemi questi annosi ormai dei furbetti del reddito di cittadinanza, Ferrari? Sì, trovo particolarmente odioso questo tipo di condotte illecite perché si approfittano di risorse che devono essere invece finalizzate e concentrate nei confronti di quella parte di società che ne ha bisogno e che vive una situazione di grande sofferenza ed è a rischio di esclusione sociale. Sono comportamenti parassitari che è giusto individuare, è giusto reprimere. Da questo punto di vista questa iniziativa delle forze dell'ordine è assolutamente positiva, e allo stesso tempo però dobbiamo dirci che il comportamento illecito e abusivo di pochi non può mettere in discussione strumenti che mai come oggi sono assolutamente importanti. Il reddito di cittadinanza e tutti gli altri strumenti di sostegno al reddito delle famiglie e di contrasto alla povertà sono fondamentali, vanno anzi rafforzati perché abbiamo di fronte una fase in cui le ricadute sociali saranno particolarmente complicate e quindi è giusto reprimere i comportamenti abusivi e dall'altra parte estendere il più possibile e rafforzare delle misure di cui hanno bisogno anche decine di migliaia di famiglie nel Veneto. I prossimi passi dei sindacati? Il prossimo passo, come le dicevo, è quello evidentemente di portare avanti questa richiesta con il governo perché si dia, diciamo così, continuità a quelle misure di protezione del lavoro che le dicevo prima. Il secondo passo sono le riforme, ammortizzatori sociali, politiche attive, e io aggiungo una riforma del lavoro che finalmente affronti il problema della precarietà. Noi in Veneto abbiamo 259.000 lavoratrici e lavoratori precari, soprattutto donne, soprattutto giovani, che hanno pagato il prezzo più salato di questa crisi Covid, non per colpa di chi aveva il divieto di licenziamento, ma per colpa della precarietà che da lavorativa sempre di più sta diventando esistenziale. Dobbiamo da questo punto di vista invertire una tendenza pluridecennale, dare diritti, dare tutele, affrontare anche il tema del lavoro autonomo povero, delle partite IVA che non sono indipendenti nella realtà, ma che molto spesso sono finto lavoro subordinato, però senza diritti e senza tutele, cioè fare un'operazione che restituisca strumenti, diritti e tutele a una larga parte di mondo del lavoro che, ripeto, soprattutto le donne e i giovani. E poi
L'altro aspetto fondamentale è rilanciare un piano straordinario di investimenti. Noi abbiamo bisogno, attraverso gli investimenti, di creare lavoro nuovo e di crearlo di qualità, sia nella pubblica amministrazione, che dobbiamo tornare a riempire di tanti giovani ragazzi e ragazze, laureate e laureati, e ne abbiamo bisogno come dell'ossigeno. Dobbiamo ricostruire una capacità anche amministrativa di risposta che ci servirà anche per mettere a terra il piano nazionale di ripresa e resilienza, e dall'altra parte politiche industriali che affrontino le grandi sfide della riconversione ecologica e della rivoluzione digitale, che possono essere l'occasione davvero per fare un salto di qualità come Veneto, come Italia, e soprattutto per dare tante occasioni di lavoro dignitoso, di lavoro utile, di lavoro di qualità per soprattutto le giovani generazioni. Le faccio un'ultima domanda proprio: che cosa rimarrà di questo 1° maggio, ma anche di quello dell'anno scorso? Beh, rimarrà il ricordo di un periodo durissimo, rimarrà il ricordo di un periodo tragico. Io penso che in questo 1° maggio noi dobbiamo ricordare, oltre a quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno preso per così dire in mano la salute di tutti noi, voglio ricordare anche le tante lavoratrici e lavoratori di quei servizi che non si sono mai fermati, dalle commesse nei supermercati ai rider, a chi lavora nei trasporti. Tanto lavoro, soprattutto povero, soprattutto faticoso, e abbiamo scoperto in questi 2 1° maggio quanto importante sia per la tenuta complessiva delle nostre comunità. Questi lavoratori devono essere valorizzati anche in futuro, non possono tornare ad essere invisibili. Su di loro bisogna investire, e penso che questa sia la lezione più importante di questi 2 1° maggio così anomali e così drammatici come quelli che abbiamo vissuto l'anno scorso e quest'anno. Grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie, arrivederci. A voi e buon 1° maggio. Grazie anche a lei, grazie, buon lavoro. Dunque, 1° maggio, festa dei lavoratori, e ne abbiamo parlato anche con l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Sentiamo. Una festa che quest'anno lascia un diverso sapore in bocca. Il 1° maggio diventa come non mai momento di riflessione, come ci ha detto l'assessore regionale al lavoro. Noi dobbiamo dire che è un momento di riflessione, ma che non può esserci una festa se non c'è il lavoro, e che noi abbiamo la necessità di oggi guardare, perché il Covid è stato un acceleratore anche di conflitto sociale rispetto ai temi del lavoro, legati a significative perdite e soprattutto una perdita di fiducia. Anche nel nostro territorio, anche a Bassano, sono molte le persone che si sono trovate a cercare lavoro. Ma non è soltanto questo, c'è un fenomeno ancora più grave che spinge a 1000 interrogativi. Sono molte le persone che dovrebbero essere iscritte nelle liste dei centri per l'impiego, ma non ci sono perché sono prive di fiducia, quindi sono gli inattivi. E poi c'è un settore che mi preoccupa particolarmente, ed è quello del bar, della ristorazione, tutto ciò che era legato a un turismo. La nostra città e il nostro territorio, pensiamo a tutto ciò che riguarda Asolo, Marostica, Bassano, noi siamo centrali rispetto a questo. Questo segmento è il segmento che sta perdendo di più, e lì sono anche scomparse le imprese, e su queste dobbiamo interrogarci. E dunque ieri maltempo in tutto il Veneto, con una violenta grandinata nel Veronese e soprattutto a Somma Campagna, ed oggi il presidente del Veneto Luca Zai ha chiesto alla Protezione Civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni delle violente grandinate abbattutesi proprio ieri, soprattutto come vi avevo detto, nel comune di Somma Campagna, ma anche nelle campagne circostanti. Il decreto informa la Regione, verrà firmato quanto prima. Domattina intanto i tecnici di Avepa saranno in zona per la delimitazione delle aree, il calcolo dell'entità economica dei danneggiamenti alle coltivazioni vinicole.
Ed ora una notizia di cronaca. I carabinieri del ROS hanno arrestato i responsabili dell'attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale a Brescia lo scorso 3 di aprile. Si tratta di un 51enne e di un 52enne, entrambi bresciani del movimento Novax, accusati ora di terrorismo. Sono state eseguite nelle province di Brescia e Verona delle perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati che apparterebbero allo stesso movimento. Siamo ora in attesa di poterci collegare, non so se si è già collegato, il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi per parlare appunto della situazione del Covid, per vedere com'è la situazione dei contagi. Per il momento intanto vi do il bollettino regionale, sono 914 nuovi contagi da coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi con il totale di 11, che arriva ad un totale di 11.350. Lo dichiara appunto il nuovo bollettino regionale. In diminuzione invece gli indicatori principali dell'epidemia, con 21.776 attuali positivi, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scendono anche i ricoveri sia dei pazienti nei reparti ordinari, 1.217, quindi meno 65, sia quelli in terapia intensiva, 188, quindi meno 3. Dunque situazione che sta piano piano migliorando e, come sapete, insomma, rimaniamo in zona gialla. Bisogna ovviamente continuare a prestare la massima attenzione. Io vedo già che si è collegato con noi il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma, i dati confortano, c'è una diminuzione, un calo nei ricoveri, sia nei ricoveri nelle terapie intensive sia in quelle, insomma, non in area critica. Sì, assolutamente. Ormai nell'ULSS numero 2 in tutti i 6 ospedali abbiamo 110 persone ricoverate, abbiamo ancora 26 persone che sono in terapia intensiva e 29 che sono in semi-intensiva, cioè quindi ancora anche loro con respiratori. Diciamo che la situazione si sta normalizzando, siamo un po' nella stessa situazione che avevamo l'anno scorso quando è finito il lockdown, quindi è una situazione positiva. È chiaro che la raccomandazione è essenziale. Dobbiamo evitare di fare assembramenti, dobbiamo rispettare le regole, mascherina, distanziamento, perché è un attimo, nel giro di 15 giorni, se la situazione è quella di ammassamenti di persone, di assembramenti, di cene fatte senza rispetto, pranzi senza il rispetto delle distanze, rischiamo di tornare ancora in arancione, e nessuno di noi lo vuole, perché vogliamo tutti ritornare ad essere liberi e tornare alla normalità. Ecco, anche perché l'R Conti insomma era 0,81-86, quindi comunque non lontanissimo dal rischio di poter passare in zona arancione. Esattamente, oggi siamo 0,89, quindi non lontanissimo dalla zona arancione, perché basta arrivare all'1 e noi andiamo in zona arancione. Però quello che ci consola sono la diminuzione dei tamponi positivi, della positività. Siamo intorno al 2,8%, quindi un dato molto molto basso. Noi ci auguriamo che questo continui. Le scuole, è vero, stanno aumentando, siamo ormai a oltre 170 classi messe chiaramente in quarantena o in monitoraggio, però è anche vero che per fortuna gli studenti sono positivi ma asintomatici. È chiaro che gli studenti, trovandoli, andiamo ad evitare di contagiare familiari, nonni o comunque parenti o persone che loro incontrano, e quindi potrebbero essere dei vettori. Ecco, continuano ovviamente le vaccinazioni in maniera serrata, proprio per, come diceva anche il Presidente, vaccinare quanto prima, intanto terminare gli over 60, oltre ovviamente agli over 80 che si spera insomma si stiano concludendo, e poi iniziare con gli over 50. Sì, anche ieri abbiamo fatto 8.500 vaccinazioni, per noi è un numero importante nei 6 centri vaccinali. Stiamo vaccinando molto, anche oggi faremo circa 8.000 vaccinazioni, questo è il nostro trend. L'importante è che arrivi il vaccino, per adesso il vaccino c'è,
quindi ci dà la possibilità, come possono vedere i cittadini, di aprire il portale, di lasciare posti liberi. Ricordo a tutti di iscriversi al portale, perché per gli over 60 abbiamo ancora a disposizione circa 15.000 posti, ecco, nell'arco fino al 19 di maggio, quindi iscrivetevi, perché è importante chiudere con la classe 60 per poi, come giustamente diceva lei, orientarci a fare i 50-59 e quindi mettere ovviamente tutte le persone che sono un ipotetico rischio in sicurezza. Ecco, noi abbiamo ricevuto anche parecchie chiamate di persone, insomma, hanno sentito che l'Europa, l'Italia, insomma, avevano interrotto, non avevano insomma, rinnovato il contratto con la casa farmaceutica per Johnson & Johnson e AstraZeneca, e chi aveva fatto la prima dose, insomma, era preoccupato, dice non sappiamo ancora cosa succederà, se possiamo continuare a farla oppure no. Allora, per quanto riguarda AstraZeneca, che non stiano tranquilli, perché noi abbiamo comunque l'accortezza di mettere sempre da parte le dosi che servono per i richiami. Sta arrivando anche molto Johnson & Johnson, per cui ricordo a tutti che è il substrato, quindi sono virus a DNA, sono vaccini a DNA, per cui chiaramente sono tra loro sovrapponibili, come sono tra loro sovrapponibili Moderna e Pfizer. Quindi massima tranquillità, i richiami ci saranno, per cui ritengo che possiamo continuare a vaccinare senza problemi. Ecco, sono stati individuati anche altri punti vaccinali oltre quelli che ci sono già? Beh, stiamo ragionando su un punto vaccinale importante di 5-6 mila vaccinazioni al giorno, che ci darebbe la possibilità quindi di riunire un paio di punti vaccinali che oggi sono un po' in sofferenza, proprio perché si avvicina l'estate, non c'è la possibilità di mettere in sicurezza dal sole o dalla pioggia gli utenti, per evitare che si creino code all'esterno e quindi sofferenza da parte delle persone. Stiamo cercando un punto vaccinale che possa mettere 500-600 persone alla volta coperte e con l'aria condizionata, tranquille, con le aperture in modo tale da far circolare l'aria ed evitare che questi facciano code all'esterno, con ovviamente i disagi che qualsiasi può capire legati all'estate. Mentre, dottor Benazzi, il Polo Benetton, com'è la situazione attualmente? Polo Benetton sono stati molto gentili, abbiamo parlato con il direttore che ci ha dato la massima disponibilità e noi l'abbiamo colta al volo per diventare polo di attrazione, soprattutto per i dipendenti anche di altre aziende del territorio, in modo tale da non creare più poli che sono dispersivi, ma concentrare anche la vaccinazione dei lavoratori in pochi poli nella provincia. Ecco, un'ultima domanda. Oggi, insomma, il 1° maggio, festa del lavoro, dei lavoratori, e molte manifestazioni si sono svolte proprio di fronte all'ospedale per ringraziare tutti gli operatori sanitari per tutto quello che hanno fatto durante quest'anno e mezzo. Che effetto le ha fatto? L'effetto, abbiamo partecipato alla manifestazione e devo dire l'effetto è stato come dire un po' di un po' di malinconia, no? Al pensiero che ci siano stati operatori che si sono ammalati. Ecco, noi non abbiamo avuto questa sfortuna, però sicuramente in altre situazioni anche operatori, colleghi, infermieri, medici, OSS che sono morti causa il Covid. Il fatto stesso che la situazione sia stata una situazione difficile, ecco, questa manifestazione mi ha ricordato tutte le difficoltà che i nostri operatori hanno passato e che ancora continuano ovviamente ad avere, perché il Covid non è terminato. E un vivo ringraziamento a queste persone che hanno dato il cuore, l'anima, l'impegno, l'amore verso coloro che ovviamente erano ammalati di Covid. E la speranza è questa, che questo Covid finisca grazie alla vaccinazione e si possa tutti veramente tornare alla vita normale, alle nostre attività, a fare il lavoro normale in ospedale, quindi che è quello di curare e di preservare le persone dalla malattia, e in modo tale da veramente da dire che questo Covid è passato e guardiamo al futuro veramente con grande speranza. La ringrazio, grazie davvero dottor Benazzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro, grazie. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio con altri servizi ed altri ospiti.
Siamo tornati nuovamente in diretta, siamo in studio e ovviamente questo del 1° maggio, anche il weekend, insomma, si spera, insomma, delle persone che stanno anche ritornando un po' alla normalità, quindi le uscite, le gite, insomma, soprattutto nelle zone balneari. Noi abbiamo proprio in collegamento con noi il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Dunque, il meteo non è proprio dei migliori, però insomma ha fatto capolino il sole questa mattina, sono cominciate ad arrivare, le persone sono cominciate ad arrivare lì nelle spiagge, lì a Jesolo? Sì, diciamo che fino a qualche minuto fa c'era un po' di sole che adesso è sparito, però può darsi che più tardi ritorni. Sì, effettivamente oggi sono stato un attimino anche in spiaggia a dare un'occhiatina. Non tanta gente in spiaggia, però tantissima gente che sta arrivando, soprattutto in moto, ma non solo. E evidentemente sono pendolari che sperano che magari nel pomeriggio di poter fare una passeggiata in spiaggia e anche i proprietari delle seconde e terze case, perché ce ne sono tanti. Ma diciamo la spiaggia, ormai la gente dovrebbe aver capito che purtroppo non si può utilizzare solo per passeggiare, perché gli ombrelloni e la preparazione della spiaggia sarà fatta per il 15 maggio, che si aprirà anche la balneazione, quindi che i controlli di bagnini, si potrà fare il bagno eccetera. Adesso si può andare in spiaggia solo per passeggiare, quindi speriamo che la gente rispetti quello che sono le solite cose che ormai sappiamo tutti, perché noi ci stiamo preparando per il 15 maggio. Sicuramente ci saranno diversi italiani, veneti, ma non solo. Purtroppo quelle che sono le incertezze sono soprattutto legate agli stranieri, perché con il coprifuoco alle 22 e soprattutto, io dico, il fatto che dopo aver fatto il tampone negativo devono stare 5 giorni in isolamento, sicuramente scoraggerà tutti o quasi tutti a venire, però diciamo è un provvedimento che dura fino al 15 maggio, speriamo che poi non ci sia più e che quindi cominciamo a vedere anche i primi ospiti, soprattutto stranieri, perché ricordo a tutti che Jesolo, più del 50% dei nostri ospiti estivi sono tedeschi, svizzeri, austriaci, eccetera, prevalentemente questi paesi, che hanno un interesse perché stanno telefonando, ci stanno informando, ma come arriva i giorni, qualche cancellazione dicono gli albergatori stanno arrivando, e quindi speriamo che, come si diceva prima, chi mi ha preceduto, che questa cosa finisca. Ecco, lei appunto, sindaco, stava toccando i 2 punti dolenti, il coprifuoco e anche l'arrivo dall'estero dei turisti con delle regole ben precise. Si spera fino, appunto, come diceva lei, a metà maggio, e poi insomma che il coprifuoco almeno venga in qualche maniera spostato o addirittura cancellato, insomma è tutto da vedere, ma qualora queste 2 regole invece rimanessero, il danno sarebbe non indifferente per città balneari come la sua, dove appunto, come diceva lei, insomma vive anche tanto di turisti stranieri. Certo, diciamo il coprifuoco certamente non sono io che decido, ma secondo me non ha senso, perché diciamo una categoria che ha sofferto di più in questo anno abbondante di Covid, che sono i pubblici esercizi, con il coprifuoco alla 22 in sostanza vuol dire farli morire del tutto. Ma quindi io auspico che a breve chi deve decidere, il governo, capisca che è un provvedimento che non ha senso, perché come la gente va in supermercato o altre attività, sicuramente può andare, ovviamente rispettando le regole, anche oltre le 10 di sera, alle 22, e quindi secondo me è giusto che queste attività riprendano, anche perché sto vedendo in questi giorni col discorso delle terrazze all'esterno, a parte l'imprevedibilità del tempo, ma ci sono tantissimi locali, attività, bar, snack, anche ristoranti che non hanno spazio all'esterno, e non è possibile nemmeno, nonostante gli sforzi che stiamo facendo noi come comune, aiutarli, perché proprio non c'è. E quelli che sono affacciati sulle strade non è che puoi mandarli in strada a bloccare il traffico eccetera. Stiamo vedendo, abbiamo già circa 150 attività che abbiamo aiutato in qualche modo ampliando le loro terrazze o
oppure chi proprio non le ha dando qualche spazio, ma non è che risolve il problema economico con 2 o 3 tavolini in più, ci vuole ben altro, e questo ovviamente è un problema, ma oltre che per l'esercente, per il titolare del locale, dell'attività, perché non possono assumere, cioè come fanno a assumere dipendenti, persone, e quindi è un circolo vizioso, perché oltre a danneggiare ovviamente l'esercente, il titolare, si va a non creare posti di lavoro che sono più che importanti in questo momento. Ecco, Sindaco, quante sono più o meno le attività che hanno questo tipo di problema? Ma io penso, non ho un numero preciso, ma sicuramente a Jesolo sono 200-300 almeno, secondo me. Quindi sono tantissime, perché diciamo sono i pubblici esercizi affacciati sulle piazze e riusciamo ad accontentarli tutti perché abbiamo appunto lo spazio, ma quelli che sono lungo le strade, via Bafile, sappiamo che via Bafile, tra l'altro abbiamo la pista ciclabile, abbiamo le macchine, ci sono i parcheggi, cioè è un caos, è un casino. Senta, mi scusi Sindaco, l'anno scorso insomma si pensava ad una stagione estiva catastrofica, eravamo nel pieno proprio dell'emergenza sanitaria, e poi invece in realtà insomma è andato meglio di quello che si sperava. Che cosa ci si aspetta da questa invece stagione turistica? Ma diciamo, fino a 15 giorni fa sinceramente io ero più ottimista, perché pensavo e credevo, ovviamente non solo io ma anche i nostri operatori, che avremmo in qualche modo avuto una presenza importante per le Pentecoste, la sezione di tedeschi, austriaci eccetera. Però vedo che il tempo passa, le restrizioni ci sono, i contagi anche, i vaccini per fortuna da pochi giorni stanno procedendo celermente, ma non più di tanto. E in più si somma che dalle notizie che si vede sui giornali, sui TG, non è che la Germania sia tanto messa meglio di noi, anzi direi forse peggio, perché se non arriva quella parte di turismo che è importante per noi, sì, faremo comunque una stagione luglio-agosto importante, quindi come l'anno scorso, ma io auspicavo addirittura maggio, sta di fatto che proprio pochi giorni fa abbiamo deciso di cancellare la tassa di soggiorno per il mese di maggio, anche se speravamo di poterla incassare per poter fare alcune cose che abbiamo in programma importanti per la città, però intanto abbiamo cancellato tutto maggio e speriamo che giugno si riprenda in modo normale, e tutto dipende appunto dalla diffusione del virus. Però diciamo la notizia importante che ha confermato prima il direttore che mi ha preceduto dell'ASA 2, mi sembra stato. Sì. E ho conferma anche qua a Jesolo che abbiamo, come la gente sa, il Covid ospitale. Ieri ho visto il direttore generale della nostra ASA, il dottor Mauro Filippi. L'ospedale in sostanza si sta vuotando, quindi l'età media si è abbassata e quindi diciamo questo è un bel segnale secondo me, perché quella paura, quel pericolo di vedere gli ospedali che non riuscivano magari a curare le persone non c'è più, e quindi un po' più di libertà si potrebbe dare secondo me, però dopo io non sono un medico, non sono un esperto, quindi lasciamo decidere chi deve decidere. Ecco, tornando invece a questo weekend, insomma, a parte il meteo che purtroppo non è proprio dei migliori, almeno non è, la previsione non è dei migliori, ci si spera però un weekend un po' per ricominciare un po' la vita normale. Sì, diciamo oggi c'è tanta gente, sicuramente faranno il pieno i ristoranti a mezzogiorno, anzi c'era già seduta perché sono arrivato da poco qua in comune, municipio, e ovviamente poi ci sarà la consueta fila che deve, perché c'è il coprifuoco alle 22, quindi la coda si formerà verso le 20, 21 eccetera, però i ristoranti, i bar eccetera, sì, qualcuno andrà a mangiare magari la pizza alle 18, 19, però se poi devono rientrare gran parte dei nostri ospiti giornalieri sono trevigiani, mestrini, qualche vicentino, veronese, eccetera, zone nostre, diciamo. Quindi uno deve fare anche i conti che deve fare la strada, e quindi con la coda, eccetera, quindi sicuramente dovrà partire almeno un'ora prima per evitare eventuali sanzioni per rientrare dopo le 22. Quindi insomma direi che proprio quello del coprifuoco è una cosa che non ha senso secondo me, però ripeto, io
Anche insomma l'arrivo, sindaco, dei turisti che stanno venendo in questo weekend è sicuramente un buon segnale, ovviamente, per ricominciare, però vogliamo rilanciare l'appello comunque a stare attenti, a rispettare tutte le regole, per poi insomma si rischia. Abbiamo sentito anche il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, l'R con T è 0,89, insomma arrivare ad 1 ci si vuole poco, e tornare in zona arancione di certo non va bene per nessuno, ovviamente, soprattutto per le attività che hanno ricominciato proprio adesso. Ma diciamo, tornare alla zona arancione sarebbe un dramma, perché proprio adesso che si sta aprendo un po', e quindi io spero proprio che non arriviamo a questo. Certamente 15 maggio che apriremo, come dicevo prima, le attività si sta avvicinando, gli operatori stanno già preparando la spiaggia che sarà pronta, ma non solo la spiaggia, anche tutto il resto. Io credo che questo indice di 1 possa essere anche superato, perché se le strutture ospedaliere, superato nel senso di non basarsi solo su questo indice, perché se le strutture ospedaliere sono libere, non hanno nessuno, la paura di non poter, come dicevo prima, assistere, curare chi è contagiato non c'è più, e quindi la gente si curerà a casa. Non possiamo, secondo me, andare oltre a queste restrizioni, perché effettivamente si rischia veramente di vedere tante attività che chiuderanno, e con grossissime difficoltà per tante famiglie, perché ricordo che Jesolo ha più che raddoppiato le famiglie che sta assistendo, da quello che è un numero storico, una statistica storica della nostra città. E ovviamente se quest'estate dovesse perdurare la pandemia, e quindi le persone che lavorare, perché ogni famiglia ha il papà, la mamma, i figli che vanno a studiano, eccetera, che fanno la stagione, quindi questi stipendi di 3-4 mesi aiutano il bilancio familiare, ma se non ci sono, oppure è limitato 1 mese, 2, luglio, agosto, eccetera, ovviamente mancano nei bilanci delle famiglie, e quindi poi c'è chi la fa comunque e chi che poi viene in comune, e noi siamo pronti per aiutarli, però 1 anno si regge, 2 è più fatica. Sindaco, la ringrazio, grazie davvero. Buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei, grazie. Dal mare passiamo invece nel Trevigiano, economia e territorio, con le attese proprio per il ritorno dei turisti nella Marca. I primi segnali positivi arrivano proprio da Asolo, vediamo. Qualche era straniero, però qualcosina sì, si vede anche qualche straniero. Austriaco mi sembra, sì, questi giorni ho avuto degli austriaci. Segnali di ripresa per il turismo nella Marca, e il riferimento non può che essere Asolo e Villa Cipriani, hotel preferito da turisti esteri e in particolare inglesi. Rivederlo aperto ha portato una ventata di ottimismo in tutte le altre attività cittadine, che qui non si sono lasciate andare allo sconforto. Li apriranno tutti, per cui le sensazioni sono proprio di un'apertura totale ad Asolo. Città che punta all'offerta culturale per attrarre anche i turisti della porta accanto, accelerando sull'innovazione tecnologica applicata a luoghi, palazzi e musei. Ci sono 2 app molto interessanti che si aprono non solo a quelle che sono le nuove generazioni, ma sono facilmente fruibili da tutti, da tutte le età. Meno cartelli tra le sale museali e più telefonini intelligenti. Abbiamo pensato di aumentare ancora la tecnologizzazione del museo, facendo appunto un percorso guidato, ma che è anche un gioco con la realtà aumentata. E chi pensa che sia roba solo da giovani, la direttrice risponde: ormai mia madre, 80enne, è in grado di fare qualsiasi cosa in internet, fa tutte le sue ricerche, i QR code non sono assolutamente difficili da utilizzare, e la realtà aumentata l'ha trovata molto simpatica. Ottimismo quindi sul futuro economico e turistico, anche in vista della Pedemontana. Penso a Carinati, Riese anziché al Tivoli, ma la stessa Montebelluna o Casoni di Mussolente sono delle porte di accesso sulle terre di Asolo del Monte Grappa assolutamente fondamentali. Dunque avete sentito, invece ora ci colleghiamo con il comandante della Polizia Locale di Treviso, che vedo già sullo schermo. Andrea Gallo, buongiorno. Non so se mi sente.
Comandante, buongiorno. Sì, adesso la sento. Perfetto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, primo Buongiorno. weekend, insomma, con una festa come il 1° maggio, com'è la situazione a Treviso? Abbiamo visto qualche immagine, insomma, che ci ha mandato lei, tutto sommato abbastanza tranquilla per ora. Sì, direi che la situazione è tranquilla, sotto controllo, la città comunque è molto viva perché questa mattina c'era anche il mercato, poi una giornata festiva, il sole sicuramente ha aiutato, per cui Treviso questa mattina era una città viva, ma ripeto, una situazione decisamente sotto controllo. Ecco, a livello di problematiche, assembramenti o insomma soprattutto insomma, il pericolo è quello un po' fuori all'esterno dei bar, ci sono stati problemi in questi giorni, perché non parliamo solo di questo weekend, ma in questi giorni, oppure tutto sommato insomma si rispettano le regole? Ma devo dire che la prima settimana di colore giallo a Treviso la situazione è rimasta sotto controllo, quindi il bilancio, almeno per il rispetto delle regole, è stato positivo. Naturalmente c'era qualche timore per assembramenti davanti ai bar, però devo dire che grazie anche alla collaborazione degli esercenti, che c'è sempre stata, ma anche la responsabilità degli avventori ha portato al fatto che non ci siano stati assembramenti davanti ai pubblici esercizi. Ricordo le regole. Al tavolo bisogna stare seduti e massimo 4 persone, a meno che non si tratti di persone dello stesso nucleo familiare, allora si può anche eccedere dal numero di 4. Ecco, a livello invece di mascherine c'è stata qualche problematica, perché dicono insomma ancora purtroppo c'è chi la mascherina non la porta proprio in maniera corretta. Sì, diciamo che qualche difficoltà la registriamo sempre nei giovani, parlo dell'età tra i 15 e i 18 anni. I giovanissimi fanno sempre un po' fatica a rispettare le regole, tant'è che già lunedì scorso il sindaco Mario Conte ha fatto un appello dal suo profilo Facebook per raccomandare le regole. Quindi anche da parte nostra un appello, soprattutto ai genitori nei confronti dei figli, di raccomandare di portare sempre la mascherina, ma di portarla in modo corretto, quindi non tenendola sotto il mento perché non serve, ma coprendo naso e bocca. Diciamo, su questo saremo sicuramente inflessibili, perché ormai sono norme che sono in vigore da oltre un anno, quindi nessuno può dire di non conoscerle. Ecco, comandante, il presidente Zaia aveva detto, insomma, questo weekend sarà un weekend importante, un test per vedere come va la situazione. Attualmente, lo abbiamo detto anche nel corso di questa diretta, i ricoveri stanno diminuendo, però l'R-Conti è in questo momento un R-Conti da tenere ben sotto controllo, insomma un 0,89 è un R-Conti da tenere sotto controllo. Questo weekend quindi purtroppo il meteo in teoria dovrebbe insomma aiutare, perché non è proprio un weekend di sole, però insomma il rischio che poi nel pomeriggio ci sia un po' più di assembramento anche nelle città c'è. Avete potenziato un po' i controlli? Certo, è il primo weekend di colore giallo dopo oltre 2 mesi, perché ricordo che l'ultimo weekend giallo credo sia stato verso gli inizi di marzo, quindi sì, sicuramente abbiamo potenziato i controlli. Questo pomeriggio ci sono una quindicina di agenti di polizia locale, ricordo c'è anche l'ordine pubblico coordinato dalla questura, quindi con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, quindi i servizi ci sono in tutta la città, però sicuramente non dobbiamo aspettare che sia il brutto tempo, o non possiamo aspettare che ci sia un agente per ogni pubblico esercizio, per ogni via, a controllare il comportamento delle persone. Come dicevo e ho detto da sempre, non sono con i verbali che si risolvono e si risolve la pandemia, ma solo con il senso di responsabilità. Senso di responsabilità che c'è stato, però dobbiamo continuare. Il fatto di essere in zona gialla non significa un libera tutti, la pandemia è ancora in corso, quindi bisogna rispettare quelle regole fondamentali che abbiamo ormai imparato, cioè il distanziamento, l'igienizzazione delle mani e naturalmente la mascherina portata sempre quando si esce di casa. Ecco, fra le problematiche, comandante, che è quello del coprifuoco, insomma, difficile adesso che si va verso la stagione estiva, insomma, rimanere o non, insomma, tornare a casa alle 22 come si deve fare, però insomma sarà sicuramente difficile, sarà uno dei problemi, se non viene tolta questo divieto, uno dei problemi principali, soprattutto per chi si sposta poi magari anche nelle zone balneari, come dicevamo, come il sindaco di Jesolo poco prima.
Certo, finché non interverranno delle novità normative, la norma appunto del coprifuoco dalle 22 in poi deve essere rispettata. Ricordo che le sanzioni sono molto pesanti, perché si parla di 400 euro, che poi si arriva anche ad oltre 500 euro, perché chi guida un veicolo viene sanzionato con un terzo in più della sanzione. Ripeto, finché la norma rimane questa, bisogna organizzarsi per tornare a casa entro le ore 22. Ecco, un'ultima domanda. Abbiamo ricevuto anche tante chiamate, forse è una delle cose che i giovani in questo momento chiedono maggiormente. In auto possiamo andare in 2, in 3, in 4, come si può fare? Tenendo magari ovviamente la mascherina se non si è all'interno del nucleo familiare. Sì, se i passeggeri fanno parte dello stesso nucleo familiare non c'è nessun problema, nel senso che non c'è nessun limite e si può anche omettere di mantenere la mascherina. Nel momento in cui invece all'interno dell'auto ci siano persone non conviventi, oltre al conducente davanti, massimo 2 persone nei posti posteriori, sempre con le mascherine. Questo è quello che c'è riportato nelle FAQ del governo. Comandante, la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro e buona domenica. Grazie, buon lavoro anche a lei, grazie. Dunque abbiamo parlato insomma di settori che abbiamo sentito anche con il sindaco Zoggia, sono settori comunque in grandissima difficoltà perché, come sapete, insomma, per chi non ha il plateatico, per chi non ha la possibilità di avere tavolini all'esterno, insomma anche le attività di bar e ristoranti sono in difficoltà perché possono far sedere solo all'esterno i propri avventori. Ma un altro purtroppo dei settori che è più colpito in città dalla crisi economica dovuta proprio al Covid è il settore dei taxi, che magari se ne parla forse poco. Ovviamente sono pochi turisti e ci sono anche pochi spostamenti. Sentiamo il servizio. Il 2021, se va avanti così, è molto critico. Ci sono delle richieste nazionali da parte di taxi di avere un anno bianco fiscale e altre cose, perché non si può andare avanti così. Meno 57% è la contrazione del fatturato in un anno di Covid registrata dal settore taxi a Vicenza. Lo comunica la CGA di Mestre, che ha stimato in 821.000 euro il calo del volume d'affari. Abbiamo perso tutta una fetta di mercato che dalla parte, diciamo, serale, dei locali notturni, ristoranti e altre attività che erano di sera, più l'attività che viene a mancare è quella della stazione, quindi di arrivo di treni con personale che veniva a Vicenza per lavoro, quindi soggiornava, andava in albergo e andava a mangiare. Inoltre la cittadinanza è sempre più povera fra cassa integrazione e altre cose, e quindi l'utilizzo del mezzo taxi viene fatto solo quando necessario. A Vicenza i 41 tassisti con regolare licenza per il momento intendono stringere i denti e ancora resistere, ma chiedono che vengano distribuiti i fondi già stanziati dal decreto sostegni. Subito va inoltre rilanciato un settore in particolare. Turismo, bisogna che Vicenza si dia da fare, perché mancando oggi, e secondo me per molto tempo, gli uomini che venivano e le donne che venivano in città per lavoro, o riempiono gli alberghi col turismo o la cosa si fa grave. Io spero che sia allargato la fascia serale, perché sennò è inutile aprire i locali se dopo devi scappare via. Sia ridotto magari il posto a sedere, sia garantito di star dentro, perché mangiare all'aperto se dopo cambia il tempo diventa un problema. Piuttosto meno persone, una fascia più larga di apertura, e quindi il ristoratore è contento, noi portiamo avanti e indietro e l'economia dovrebbe ripartire. Così fa fatica, secondo me. Dunque il ritorno, come abbiamo detto, insomma, anche degli avventori nei bar e nei ristoranti, la possibilità data ovviamente all'attività di ricominciare. Purtroppo ci sono stati anche episodi spiacevoli, ad esempio uno è successo a Verona, Piazza delle Erbe. Guardate le immagini che vi mostriamo, probabilmente l'alcol e non si sa qual è la miccia che abbia scatenato questa rissa, ma sicuramente episodi come questi sono davvero gravi, soprattutto in un momento così difficile per gli esercenti, per i ristoratori, per i baristi che non riaprono dopo veramente tantissimo tempo, e oltre
alle sanzioni, ai danni che hanno causato i giovani, anche i danni poi per quello che è accaduto ai titolari di queste attività. Ovviamente, come avete visto, poi è intervenuta la polizia locale. Noi ci fermiamo ora per il meteo, vi lancio il meteo e poi una piccola pausa pubblicitaria. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il mese di maggio non inizierà nel migliore dei modi sul nostro territorio. Nel weekend infatti transiterà un fronte perturbato. Il tempo sarà instabile, ma il clima mite. Vediamo dunque il dettaglio di sabato. Sul Veneto, 1° maggio all'insegna, come vediamo, della variabilità. Inizialmente al mattino sarà asciutto e per lo più soleggiato, via via più nuvoloso con il passare delle ore, e dal pomeriggio temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi un po' su tutta la nostra regione. Attenzione, perché potrebbero verificarsi fenomeni anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate. Forti venti nord-orientali. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 10 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento in mattinata, a seguire precipitazioni più diffuse anche moderate. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prima bel tempo, dalle ore pomeridiane acquazzoni ovunque, localmente anche forti. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Nuovamente in diretta, siamo in studio, io ho la mascherina perché in questo momento vi presento l'ospite che è in studio qui con me, che è Fabio Crea di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buona festa ai lavoratori. Ecco, invece collegato ci sarà con noi Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Buongiorno, la vedo già. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Buongiorno, dunque partiamo da una questione spinosa, che è quella dell'inchiesta che ha fatto Report sui test rapidi, tutto quello che è accaduto, insomma, di cui ne abbiamo parlato davvero durante questi telegiornali, una situazione difficile, non accennano a placarsi le polemiche. Che cosa pensa, avvocato, lei? Ma penso che da quella trasmissione ci sono diversi elementi che si intrecciano. C'è il profilo della valutazione scientifica dei test antigenici, che certamente va risolta a livello scientifico. C'è una questione che riguarda, forse, non lo dico io ovviamente da soggetto interessato, ma forse da comportamenti deontologici da parte di giornalisti che potrebbero essere oggetto di valutazione. Poi c'è la valutazione di natura politica relativamente a determinate azioni politiche o dirigenziali in contrasto o in base a una valutazione più o meno corretta. Quindi sono diversi gli elementi che possono essere sotto esame, e mi pare insomma che ci sia una discussione ad ampio raggio, sia da quello che si legge in sedi giudiziarie o piuttosto che nelle procure, e anche mi pare a livello politico, perché con molta trasparenza mi pare che sia stata convocata, leggevo stamattina, una commissione sanità, quindi mi pare che l'azione politica sia diretta alla massima trasparenza, e questo non può che essere certamente un elemento positivo per quanto riguarda l'azione regionale. Ecco, Grigoletto, il Presidente aveva detto: non andrò in aula perché non fanno parlare i tecnici, e sono loro che in realtà devono parlare, per cui dice parlerò in commissione con l'assessore Lanzarin. Secondo lei è la mossa giusta questa del Presidente?
Non spetta a me certamente giudicare se è corretto o meno la mossa del Presidente della Regione. Io rilevo che l'Aula è il luogo deputato, il luogo della democrazia, del confronto, e quindi credo che il Presidente non possa sottrarsi, al confronto con i rappresentanti dei cittadini, quelli democraticamente eletti. Poi il fatto che dice che non facciano parlare i tecnici, ma la responsabilità politica è del Presidente della Regione, del Governatore. E mi pare comunque che parli ogni giorno il Presidente Zaia nelle conferenze stampa quotidiane che dona dalla sede della Protezione Civile ogni giorno, quindi sinceramente non ci sono i tecnici, ma addirittura fa lui le prove col tampone. Quindi mi pare insomma che sia una giustificazione un po' così abborracciata, non regge tanto a mio avviso. Ecco, mi scusi, di tutta questa vicenda lei si è fatto un'idea? Ma anch'io, come l'avvocato Fabio Crea, concordo che ci sono più elementi che si intrecciano. C'è quello sicuramente politico, io aggiungerei a quello che ha detto Fabio Crea anche l'aspetto giornalistico, perché secondo me questa è stata una grande pagina importante di giornalismo, dove il compito del giornalismo, della televisione, della carta stampata, insomma di tutto il giornalismo, è quello di andare ad indagare, a dire ciò che non viene trasmesso e fatto conoscere ai cittadini attraverso le vie istituzionali, che sono spesso appunto unilaterali, come la conferenza stampa quotidiana a cui accennavo del Presidente della Regione. Però Roberto, chiedo scusa, Crisanti ha sempre potuto... che abbiano messo in atto appunto i giornalisti di Report siano elementi sui quali vale la pena di discutere, certo anche raccogliendo magari anche le smentite, raccogliendo anche le correzioni, questo sicuramente sì, non è che sia, la verità non sta mai da una parte soltanto, però certamente è stato un contributo anche per così alzare il velo su alcune questioni che si ignoravano, che si tacevano. No, mi stavo interrompendo Grigoletto. È tutto vero, ma è anche vero che il professor Crisanti ha sempre avuto la possibilità, di esprimere le sue valutazioni di natura scientifica su tutti gli organi di stampa, quindi legittimamente devo dire. Per cui sì, questa puntualizzazione di Grigoletto è corretta, ma un po' pleonastica, nel senso che nella situazione specifica Crisanti da mesi, anzi forse dall'anno scorso, che sta evidenziando alcuni aspetti che sono gli stessi che poi ha riportato al report. Grigoletto, non la vedo più? Io ci sono. Ah, perfetto. Ecco, rispetto a quanto ha detto in questo momento l'avvocato Crea? Sì, certo che Crisanti c'è e dice la sua, ha ragione l'avvocato Crea, e dall'altro lato però mi sembra che abbia dovuto anche lasciare la Regione Veneto, che non sia tanto ben accetto e troppo simpatico al Presidente della Regione e al suo entourage. Comunque io voglio dire, è un aspetto quello della posizione di Crisanti, che non è la sola, peraltro non è, voglio dire che Report ha dato la voce soltanto a Crisanti, ha dato la parola solamente a Crisanti, ha raccolto una serie di dati, di elementi, di informazioni che non si conoscevano oggettivamente. Su queste, voglio dire, è stato chiesto al Presidente della Regione di poter replicare, quindi democraticamente, di poter smentire se deve smentire, o di confermare in parte o che cosa. Quindi non vedo davvero la difficoltà, sinceramente mi sembra quasi voler scappare da delle evidenze, o se sono tali, o comunque da delle osservazioni critiche che legittimamente in democrazia possono essere mossi. Peraltro, voglio dire, stiamo parlando qui della salute dei cittadini e purtroppo anche di tanti morti per Covid, e così la Regione Veneto non pare, da quanto insomma è emerso, soprattutto con la seconda ondata, che fosse esattamente l'Eldorado. Quindi fermo restando, voglio essere anche chiaro su questo, nulla toglie che l'impegno del Presidente della Regione del Veneto, della Giunta, per affrontare l'emergenza sanitaria non sia stato importante. Io questo lo riconosco, però insomma non è perfetto, voglio dire, ma è naturale, no? Ci sono degli elementi
che non sono andati bene, con il numero delle terapie intensive, voglio dire, abbiamo avuto una discussione proprio qui qualche settimana fa con il consigliere Villanova, che su questo insomma continuano a sostenere una versione che non è quella giusta, perché il problema della zona gialla che è stato un po' l'inizio e la causa delle morti nella seconda ondata per Covid era dovuta proprio a un numero errato comunicato riguardo alle terapie intensive. Ecco, allora su questo occorre dire la verità, poi io riconosco comunque, ripeto, che l'impegno c'è stato. Fabio Creo, visto che insomma non era d'accordo sul fatto di Crisanti che è stato costretto ad abbandonare. Ma da quello che mi risulta ufficialmente non l'ha mai abbandonato, certamente non è stato posto dalla Regione Veneto al di fuori del Comitato Tecnico Scientifico Regionale, solo questo era la cosa su cui stavo intervenendo. Ecco, invece sul discorso di cui parlava, insomma, bisogna anche chiarire il discorso dei numeri, dei ricoveri, di tutto quello che è accaduto. Ma mi pare che a fronte di una pressione mediatica da parte del centrosinistra regionale circa la falsificazione di dati, di comunicati da parte della Regione relative alle terapie intensive, mi pare che il dato sia assolutamente fallace, non il dato comunicato, ma proprio la rappresentazione di questa falsità, perché i rappresentanti regionali e non soltanto quelli politici, ma proprio quelli dirigenziali hanno specificato quello che era il dato delle terapie intensive, quello che è il numero corretto che è stato sempre comunicato. Pertanto quello che è stata la denuncia mediatica da parte di alcuni rappresentanti del centrosinistra, che non so se abbia trovato, come io in precedenti trasmissioni avevo sollecitato, cioè una presentazione di denuncia formale presso le procure della Repubblica competenti, abbiano avuto appunto delle conseguenze, un'attivazione di questa natura o delle conseguenze. Quindi mi pare che il fatto di collocare, di rendere l'equazione morti conseguente alla zona gialla mantenuta in presenza di dati falsi, si basa su un presupposto che è tutto da dimostrare. Quindi ritengo che continui ad essere una polemica assolutamente sterile, ma soprattutto non fondata su elementi di fatto o accertati. Ecco, Grigoletto, rispondiamo a questo, così concludiamo questo argomento, magari poi passiamo anche a il fatto che oggi è la festa dei lavoratori, quindi parleremo anche di questo. Di chi può lavorare. Di chi può lavorare, assolutamente sì. No, io penso invece che le evidenze ci siano, i dati ci siano e siano abbastanza anche eclatanti. Quindi su questo voglio dire c'è poco da discutere, ma bisogna vedere semplicemente i dati. Poi sull'aspetto diciamo così sull'invito che fa l'avvocato Crea di rivolgersi alla procura, lui è uno dei più trevigiano, quindi chiaramente lui ha una competenza su questo, ha una sensibilità, mi rendo conto. Osservo che, fermo restando che certo non è una via impraticabile questa, assolutamente, io non sono assolutamente in disaccordo su questo, però è anche vero che la questione è politica e credo che debba essere risolta sul piano politico e anche proprio sul numero delle terapie intensive, sulla zona gialla, sul numero dei morti della seconda ondata, si risponde una volta per tutte in un confronto chiaro, diretto, in consiglio regionale tra il presidente della regione e coloro che lo accusano invece di aver permesso questo, di aver detto cose che non corrispondevano ai fatti. Se così non è, non vedo per quale motivo ci si debba sottrarre un confronto. No, mi permetto di dire che c'è qualcosa di più di un aspetto politico nel momento in cui un rappresentante delle istituzioni, che quindi è un politico piuttosto che un dirigente di azienda, intendo di azienda sanitaria a qualsiasi livello, comunichi un dato falso. Cioè noi da 1 anno e mezzo stiamo vivendo sotto il controllo delle autocertificazioni. Ovunque ci muoviamo abbiamo bisogno dell'autocertificazione. L'autocertificazione è
la dichiarazione sulla base della quale dichiarando eventualmente il falso si commette un reato. Pertanto la legge dice che se un funzionario pubblico, politico o dirigente comunica dei dati falsi sapendo che sono dei dati falsi per mantenere la zona gialla, è un reato, si chiama falso ideologico, e quindi l'unica sede naturale dove questo deve essere accertato è la Procura della Repubblica. E per quello che parlo di polemica sterile, nel momento in cui il centrosinistra continua ad affermare che esistono dei dati falsi, falsamente comunicati dalla Regione in senso generale, sia per i funzionari politici che per quelli dirigenziali, e non si attiva l'unico organo naturale a cui dovrebbe essere destinato questo tipo di denuncia, perché si tratta di un falso ideologico. Quindi c'è un aspetto politico che, mi permetto di dire, in questa situazione è assolutamente marginale rispetto alla gravità del fatto, se è accertato che è quella di un falso ideologico. Grigoletto. Allora io ripeto, se il Presidente o la Giunta ritengono appunto di essere vittime di questo, che si rivolgono alla Procura. No, è esattamente l'opposto. Era l'opposto quello che diceva. L'opposto. Io appunto, ma secondo me dovrebbe essere il contrario. Se uno si sente davvero accusato di questo, a questo punto voglio dire, perché non fa una denuncia verso coloro che li accusano di aver indicato numeri falsi, voglio dire, di averli accusati di numeri falsi. Io ribalterei apposta, ho capito che è l'opposto, ma appunto ribalterei apposta la questione, no? Non mi sembra l'abbiano fatto, per cui voglio dire, avvocato Crea, ma è per capire, perché tu sai, scusami, ti l'ho detto, perché ci conosciamo da tempo, ma tu sei un avvocato. Bando all'ipocrisia. Non potrebbe farlo, spiegami tu, ma non potrebbe farlo appunto chi sente appunto accusato ingiustamente questa denuncia. Sì, e non escludo che l'abbiano fatto, però siccome da oltre 6 mesi, anzi forse di più, il centrosinistra dice che ci sono stati questi dati falsi, ritengo che affinché non sia una semplice sterile polemica politica, siccome i rappresentanti del centrosinistra, molti dei quali sono rappresentanti di enti istituzionali, tra cui la Regione, io credo che se siano a conoscenza di un reato abbiano l'obbligo di fare una denuncia, perché se non agiscono in questo modo c'è la sensazione, per non dire la certezza, che ci sia appunto, che sia limitata a una sterile polemica politica. Tutto qua. Dunque, concludiamo questa vicenda, che poi continuerà probabilmente anche comunque nelle aule giudiziarie. Ci sono 2 inchieste poi parallele, lo ricordiamo, su questa vicenda, e invece parliamo della festa del 1° maggio, con il commento dell'avvocato Crea che diceva, insomma, festa dei lavoratori, certo, per chi... Era un occhiello. Era un occhiello. Per chi in realtà insomma, può lavorare. Sappiamo, e l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato anche oggi con Ferrari, il segretario regionale della CGIL, proprio sul fatto che purtroppo la disoccupazione continua ad aumentare, insomma, e i numeri in Veneto sono davvero numeri preoccupanti. Grigoletto. Sì, assolutamente sì. Purtroppo questa festa quest'anno, e vorrei ricordarlo, è funestata anche dall'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato l'altro giorno nel cantiere di Montebelluna. E quindi è una festa triste di quest'oggi, per tanti motivi, certamente per quelli che venivano poc'anzi ricordati, perché sono molti che non hanno lavoro dopo 13 mesi, 14 mesi dall'inizio della pandemia, e perché si continua ancora a morire sul lavoro, perché ancora le regole e le norme sulla sicurezza non vengono purtroppo rispettate, e non ci sono i controlli adeguati, e purtroppo questo non è più accettabile. Io apprezzo molto, devo dire, l'iniziativa oggi dei sindacati della CGIL e della CISL, che sono stati davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso, e lì hanno voluto festeggiare. Mi sembra che sia difficile oggi dirlo, nel senso che le ragioni che abbiamo ricordato ci impediscono di usare questo verbo, però andare a celebrare la giornata del lavoro davanti all'ospedale per testimoniare la solidarietà e dire grazie al personale medico, paramedico, infermieristico, che in questi mesi ci hanno salvato la vita di molti, io penso sia stata una scelta assolutamente opportuna. Fabio Crea, si è parlato di lavoratori, di disoccupazione, di persone che non hanno lavoro e persone che lo hanno perso, di imprese che chiudono, e qualcuno dice, insomma, dal governo forse non è stato fatto tanto per aiutarle.
Sicuramente non è stato fatto tanto, direi che è stato fatto pochissimo e continua a essere fatto poco, perché queste che sono state vendute come riaperture, anche questo è un falso ideologico, perché in realtà queste aperture sono molto limitate, addirittura, ed era una cosa che noi dei Fratelli d'Italia non ci saremmo mai aspettati, addirittura queste, tra virgolette, riaperture sono ancora più restrittive rispetto a quelle dello stesso anno del governo Conte, che noi pensavamo di non dover più rimpiangere, di non poter più rimpiangere, ma che nel caso specifico certamente rimpiangiamo. Perché ricordiamo che mi pare il 15 o il 19 di maggio dell'anno scorso la riapertura del governo Conte aveva portato a nessun coprifuoco e soprattutto alla non limitazione delle consumazioni nei bar e nei ristoranti solo all'esterno, che soprattutto in alcuni territori, certamente il territorio veneto, è assolutamente limitativo per quanto riguarda la possibilità di espletare un vero servizio e quindi evidentemente di poter trarre dalla riapertura effettivi benefici. Quindi quello che è il mantenimento del coprifuoco, che noi continuiamo a ritenere assolutamente irragionevole e non giustificato da un punto di vista scientifico, da una parte, e il fatto di limitare la possibilità delle consumazioni solo all'esterno di bar e ristoranti è un'ulteriore limitazione assolutamente ingiustificata, come lo erano precedentemente le chiusure, che certamente non aiutano alcuni settori fondamentali. Vorrei aggiungere, tanto per dire che non solo il governo non ha fatto molto, ha fatto poco, ma fa ancora contro quelli che sono dei settori produttivi fondamentali per il nostro paese, qual è il turismo e in particolare per la Regione Veneto, perché c'è un'ordinanza che, come dire, una scelta, non vorrei usare espressioni offensive perché per la mia professione so limitarmi, ma insomma sono delle scelte, allora non è offensivo dire scriteriato, perché è un'ordinanza del Ministro della Sanità che il 16 aprile obbliga alla mini quarantena di 5 giorni coloro che arrivano in Italia da turisti, è scriteriata perché da un punto di vista scientifico non ha alcun senso, perché nessuno ha mai parlato della utilità di una quarantena di 5 giorni. In secondo luogo è evidentemente un elemento di grandissima deterrenza nei confronti di coloro che vorrebbero arrivare in Italia, che ritengo che sia l'ennesima dimostrazione di uno scollamento dalla nostra realtà. Ecco, avvocato, volevo proprio chiedere questo a Grigoletto, perché oggi proprio il sindaco di Jesolo ci diceva che queste due regole rischiano di essere proprio catastrofiche per il turismo, soprattutto nelle zone ovviamente turistiche come quelle balneari, perché i turisti, quando hanno cominciato a sentire appunto della mini quarantena o del coprifuoco alle 22, hanno cominciato a disdire le prenotazioni ed è un problema davvero gravissimo in una situazione già di enorme difficoltà per quelle zone. Sì, mi permette intanto di sentire dal quanto ha detto il collega Fabio Crea sul fatto che il governo non abbia fatto niente o abbia fatto poco. Il governo ha fatto anche questo governo più del precedente e dei ristori sono stati erogati. Concordo invece sul fatto che si possa e si dovrà assolutamente fare di più, questo sicuramente sì, e prevenire. Alla sua domanda, io credo che dobbiamo dimenticare comunque la decisione dell'esecutivo di rivedere le disposizioni, quindi è stato deciso in un Consiglio dei Ministri dopo 2 settimane di verificare, appunto qui a maggio, di verificare l'andamento epidemiologico e di aggiustare anche le misure a partire dal coprifuoco, e certamente penso sia nell'interesse, dove si parla di ripartenza, sia nell'interesse del Paese e del governo in primis, tutelare e garantire il turismo, perché se dobbiamo ripartire mi sembra che il primo banco di prova sia proprio il turismo. Ecco, io faccio molto affidamento sul fatto che intanto chiaramente i contagi calino e quindi la curva si inverta, ma oltre a questo, accompagnandosi a questo, anche che vengano riviste queste decisioni, sia per quanto riguarda gli obblighi a cui devono sottostare le attività commerciali, la ristorazione e soprattutto il turismo.
Siamo arrivati quasi alla fine, lascio rispondere a Fabio Crea, che ho visto che stava ascoltando sui ristori, proprio brevissimo. I ristori è un'altra di quella vendita nei mercatini dell'usato che ha fatto il governo, perché pomposamente avevano detto 60% di ristori senza i codici Ateco, eccetera. Ma quel 60% della perdita rispetto all'anno precedente, poi leggendo le carte si è scoperto che non è un 60%, perché è un 60% sulla media mensile, quindi significa il 5%. Quindi se ho una perdita di 60.000 euro dall'anno precedente non ho 36.000 euro di ristoro, ma ho 3.000 euro di ristoro, quindi anche lì insomma bisognerebbe capire. Però una cosa che volevo dire relativamente alla capacità del governo di uscire, perché il problema è uscire da questa situazione pandemica. Allora c'è un unico modo di uscire da questa situazione pandemica, lo era prima e lo è adesso. Siamo al 1° maggio. Il 31 dicembre, quando sono arrivati con le bandiere per 4 vaccini e sembrava che tutto fosse risolto, tanto l'ex commissario quanto il ministro Speranza, l'attuale ministro Speranza, hanno detto entro fine marzo il 30, 40, 50% della popolazione sarebbe stata vaccinata. Ecco, siamo al 1° maggio e mi sa che non siamo neanche arrivati al 10%. Nell'ultimo scostamento di bilancio si sono impegnati 140 miliardi di euro. Se nella fase dell'acquisto dei vaccini, come hanno fatto altri paesi, in parte la Germania o altri che sono fuori dall'Europa, avessimo speso lo 0,05% di quei 140 miliardi, e cioè 70 milioni di vaccini acquistati alla Pfizer, oggi saremmo in una fase in cui, come in Inghilterra probabilmente, dove sabato scorso c'erano 10.000 persone ad una partita di calcio, avremmo superato questo. Siamo arrivati al termine, lascio rispondere a Grigoletto proprio brevemente perché devo chiudere questa diretta. No, l'auspicio chiaramente è quello che si possa uscire chiaramente dalla pandemia, questo ce lo auguriamo tutti e subito, e che la campagna vaccinale davvero continui a ritmo sostenuto. Poi ripeto, io confido che le decisioni appunto del governo, i finanziamenti che verranno messi a disposizione, soprattutto quelli dall'Europa, davvero possano confermare appunto la bontà di una linea che io vedo è stata intrapresa da qualche mese con una forte decisione. Grazie davvero, grazie Roberto Grigoletto, grazie anche all'avvocato Crea per essere stato qua con noi. Noi siamo arrivati veramente al termine di questa diretta, quindi non mi rimane che salutarvi. Grazie davvero e ancora buon 1° maggio, arrivederci.